Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione. E qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022.
questa prima domenica di Avvento con il canto 98. Vieni, o Signore, terra in pianto geme. Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto. Discendi dalle stelle. La terra in pianto geme. Ti vider lontani profeti, mansueto come agnello, spuntare da Betlemme come stella. Vieni, o Signor, la terra in pianto geme. O cieli stillate rugiada, discenda il Salvatore. Germoglia, o terra, e dona il Redentore. Vieni, o Signor, la terra in pianto geme. Nel nome del Padre e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre, del Signore Gesù, siano con tutti voi, miei fratelli e sorelle, a tutti voi presenti a questa Eucaristia, un felice augurio di buon anno. Con questa prima domenica di Avvento iniziamo il nuovo anno liturgico. La Chiesa, con rinnovato entusiasmo, riprende il suo cammino spirituale e non si tratta di rifare una percorsa, no, ma di rimettersi in cammino seguendo Gesù, il capo cordata, lui che ci guida e ci viaggio in questo nuovo anno per celebrare bene questa prima Eucaristia dell'anno nuovo. Il Signore ci venga incontro con quello, donandoci quello che abbiamo bisogno, il perdono. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla nella tua fedeltà ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché resi forti nello Spirito attendiamo vigilanti la gloriosa venuta di Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore, perché lontano da così ricordi per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli, davanti a te sussulterebbero i monti, davanti a te tremavano i popoli. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato, perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo. Siamo divenuti cosa impura e come panno immondo. Sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome. Nessuno si riscuoteva per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Ci hai messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Pastore di Israele. Sì, alla nostro. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Sia la tua mano sull'uomo, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo. Ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Dalla di San Paolo, grazie nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà salvi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla con il Figlio suo Gesù Cristo,
Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione e vedete, perché il mondo ha lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. È parola del Signore. Miei fratelli, celebriamo la prima domenica dell'anno liturgico. La Chiesa inaugura il suo calendario era fatto di 4 settimane. È un tempo di preparazione intensa al mistero del Natale. In questo mistero celebreremo l'incarnazione del Figlio di Dio, Gesù, l'unigenito del Padre, che ha preso un volto umano e si è rivestito della nostra povertà per stare con noi e per diventare il nostro Salvatore. L'avvento cristiano è la venuta di Dio in mezzo a noi, è l'ingresso di Dio nella storia, è il dono grande del Padre con il quale si prende cura della nostra povertà. Non è piccola. E che certezza di fede, naturalmente, che Dio vuole salvezza è la nostra gioia, la gioia di tutti i suoi figli. Questa venuta del Signore si esprime in 3 momenti: la venuta di Gesù nella carne, Natale, la venuta nello Spirito e la venuta gloriosa alla fine dei tempi, nella parousia, come la chiama Paolo. Il primo avvento del Signore si è già verificato 2000 anni or sono, con la sua nascita a Betlemme di Giudea. L'eterno Figlio di Dio è divenuto così l'Emmanuele, Dio con noi, per fine dei doveri e giudice voluto dal Padre. In quel giorno grandioso la redenzione del mondo sarà pienamente realizzata.
ma già ora, in ogni Eucaristia c'è preparazione e anticipazione di quella ultima venuta del Signore. Così Paolo scrive ai fratelli di Corinto: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annuncerete la morte del Signore finché Lui venga. È un tempo di attesa. Tra il primo e l'ultimo avvento di Gesù si colloca la sua venuta attraverso la presenza dello Spirito Santo. Questo è come un lungo intermezzo storico di due contromondo così scombinato, così violento nel quale viviamo purtroppo. Dio è presente, viene perché Lui è il risorto, il vivente, colui che è sempre presente in mezzo a noi. Il tempo che intercorre tra la risurrezione di Gesù già avvenuta e il suo ritorno alla fine dei tempi è il tempo dello Spirito Santo, il tempo della Chiesa, il nostro tempo che ci è dato come opportunità di vivere, come dono. Perché? Per la nostra realizzazione, ciascuno ha ricevuto allora la assoluta del Signore, così importante per tutti noi. Sono due le indicazioni fondamentali che la liturgia ci propone in questo periodo di avvento: la vigilanza e la preghiera. Le altre cose ci pensiamo a noi, ma questo è quanto ci indica la liturgia. Innanzitutto la preghiera fiduciosa, costante, che per noi è un rapporto confidente con il Signore. Dio è la nostra salvezza. Dicano quello che vogliono, abbiamo bisogno di Dio. Il resto è tutta illusione. Così abbiamo Saggio di Luca, la prima lettura, come pregava Dio durante il tempo dell'esilio in terra straniera. Anche noi preghiamo in questo tempo il Signore: tuo Signore sei nostro Padre, da sempre sei chiamato nostro Redentore, nonostante la nostra lunga infedeltà. Tuo Signore continua a essere nostro Padre. Noi siamo argilla, e tu colui che ci dona forma. Tutti noi siamo opera delle nostre mani. Mettiamo da parte il nostro orgoglio, mettiamolo da parte, è questa la nostra realtà, delle tue mani, filiale mani del Padre, caratteri nostro vento. Iera la vigilanza, la preghiera è una parola tutta cristiana, questa, la vigilanza, che tiene desto il nostro cuore. Questa vigilanza non è ridurre il nostro
sonno, no, di quello abbiamo tutti bisogno per recuperare, è invece eliminare il sonno dello spirito, cioè la distrazione, quante cose in più, la baldoria, che in questi giorni, anche in occasione del Natale, diventerà programma di vita per molta gente, la negligenza nel fare il bene, ecco il sonno dello spirito. Vegliate, pregate in ogni momento, Gesù ci dice, perché non sapete quando verrà, e verrà inatteso, non preavvisato. Per questo lo dobbiamo saper attendere. Ecco perché che abbiamo letto qui a viaggio, e partendo a noi servi, lascia ciascuno il suo compito, ciascuno il suo compito. Non siamo gente senza far niente, abbiamo un compito da realizzare e al portiere guardare l'entrata. Quando ritornerà non lo sappiamo, ma ritornerà. E allora, miei fratelli, la conclusione per cominciare insieme questo avvento. Innanzitutto ricordiamo quello che ci dice Gesù, le parole di Gesù di questa parabola. Vegliate, vegliate, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Può succedere anche quello, che non ci trovi addormentati. E se ci troverà svegli, questa è la grande notizia, se ci troverà svegli e vigilanti al nostro posto, la nostra facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, no, della stessa sostanza del Padre. Per noi uomini, per la nostra salvezza. Santo. Per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica e
fratelli, esprimiamo la attesa Cristo iera. Diciamo insieme: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù nella tua Chiesa, aiutala ad essere segno di speranza per l'umanità inquieta e disorientata. Ti preghiamo. Vieni Signore Gesù nella coscienza di chi è ferito dalla rabbia, dal dubbio, dallo sconforto, serenità il cuore e rinnovato desiderio di bene. Ti preghiamo. Vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù fra i popoli martoriati dalla guerra e dalla violenza. Illumina le menti di chi può e deve promuovere la pace, il diritto, la concordia. Ti preghiamo. Vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù nella nostra comunità assetata della tua presenza, pari alla del spirito di fede. Ti preghiamo. Signore Gesù, o Padre, per mezzo del tuo Figlio hai effuso grazia su grazia sulla nostra umanità. Accogli le suppliche della tua Chiesa e rendici vigilanti nell'attesa dell'avvento glorioso del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come le pentiti accogli, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza. Concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi impegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Al tuo condannato a promessa
promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa, e noi uniti agli angeli santi della moltitudine dei cori celesti proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto lui che viene nel regno, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Modo di nuovo lo disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio con Cristo. Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo
la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la confidenza che Gesù ci ha insegnato, preghiamo il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, come in cielo. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. La pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Noi la Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 118. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. Ecco viene il Signore, e in quel giorno brillerà una grande luce. Dai monti stillerà dolcezza, dalle colline scorrerà latte e miele, perché verrà un grande dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. È vicino il Signore.
verrà con grande potenza e regnerà in eterno e illuminerà gli occhi dei suoi servi. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Re. Verifichiamo i nostri cuori per camminare nella giustizia incontro a Lui. Ecco viene il Signore a visitarci nella pace. Dal cielo vieni e salvaci, o Cristo Redentore. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Paio di avvisi. In Duomo a Gevona, nel programma della visita alle collaborazioni pastorali, l'arcivescovo Andrea Bruno presiederà la Santa Messa alle ore 10:30. Nella solennità dell'Immacolata Concezione, venerdì prossimo, ogni celebrazione qui in santuario secondo l'orario festivo. E poi a tutti l'inizio del nuovo anno. Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona domenica prima di Avvento. Oggi è promessa una bella giornata. Il 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il
tuo volto come il sole. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine in te. Tu Letizia d'Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu onore del nostro popolo, Madre di Cristo e della Chiesa, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è